Oggi è la giornata mondiale contro la pedofilia e la pedopornografia. Secondo i dati di Telefono Azzurro, nel 2017 in Italia ogni 3 giorni si è verificato un abuso sessuale su un minore. In 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni. Ce ne parla Elisa Dalto. È un aumento, quello che vediamo, degli abusi che d'altra parte rappresenta un po' un problema in tutto il mondo, in cui spesso si nascondono dietro questi traumi tante situazioni di sofferenza vissute in famiglia, ma talvolta anche nel mondo sportivo, nella scuola, nelle realtà religiose. Ogni 3 giorni un bambino in Italia subisce una qualche forma di violenza, spesso da parte di adulti che conosce o di cui si fida. In 4 casi su 10 poi ha meno di 10 anni. Sono alcuni dei numeri diffusi da Telefono Azzurro nella giornata contro la pedofilia e la pedopornografia e che raccontano solo in parte un fenomeno considerato in aumento. La minaccia oggi arriva anche dalla rete perché chat e social network consentono ai predatori di nascondersi dietro false identità e di avvicinare più facilmente le vittime. Lo scambio e la diffusione di foto e video espliciti rappresentano un quarto di tutti gli abusi online. Telefono Azzurro, tramite il numero verde 114, raccoglie migliaia di richieste d'aiuto. Tanto resta ancora da fare. Un adolescente o bambino su 3 non parla di quello che succede loro a casa o in altri contesti per paura, per vergogna, per senso di colpa. Dobbiamo rappresentare per loro dei punti di riferimento sicuri ai quali potersi riferire per chiedere un aiuto e trovare delle risposte concrete.